Possiamo cominciare questa presentazione di questa, prego. Questa nostra presentazione di questa piccola mostra, forse se ci sediamo, con, come avete già notato, i cavalieri dicono che Tommaso Montanari purtroppo non può venire. Sono i suoi impegni di carattere politico che lo coinvolgono direttamente in questo periodo, ha quindi oggi una riunione che credo sia decisiva, perché mi scriveva che dopo questa probabilmente sarebbe libero per tutta la vita. Quindi forse è l'ultimo passaggio, ma il futuro è sempre imprevedibile in mente agli dei. Comunque abbiamo la possibilità oggi di aprire questa mostra, questa piccola mostra, piccola come dimensioni, ma diciamo, ci permettiamo di esserne molto soddisfatti. Ringrazio in primo luogo Adriano Prosperi, che è venuto per parlarci di questi temi. Prosperi, come sapete, permettimi, è il massimo studioso non solo italiano di questo periodo e di questi argomenti, e Giovanni Maria Fara, che è uno specialista di storia dell'arte, che ha curato direttamente la mostra. Ha curato direttamente la mostra, che è abbastanza, credo, per noi impegnativa, ma anche significativa, perché è il modo con cui l'Istituto Veneto ha scelto di ricordare una data che è una data fondamentale per la storia non soltanto dell'Europa in generale, della cultura in particolare, comunque delle vicende del passato e del presente. Abbiamo fatto anche un piccolo cataloghino per questa mostra, se posso averne una copia, forse loro hanno un piccolo cataloghino, ma ci è sembrato che fosse un modo opportuno per ricordare questa data, non attraverso, diciamo, la pratica più usuale, che è quella alla quale in un primo momento si era pensato, cioè si fa un convegno su quel tema, che sarebbe stato un convegno tra tanti altri convegni, che avrebbe portato certamente dei risultati, perché mi permetto di dire i nostri convegni portano sempre dei risultati, che sempre ci auguriamo che siano buoni, ma che sarebbe un po' rimasto così a galleggiare in una realtà di tante altre iniziative, meno importanti ma anche più importanti di quelle che avremmo potuto fare noi. Allora abbiamo scelto un'altra strada, cioè quella di un intervento operativo di carattere culturale non specifico, di tipo congressuale, ma diverso, cioè una piccola mostra però, vi dicevo, piccola come dimensione, ma credo importante. Una mostra che rappresenta per Venezia non solo il ricordo di qualcosa che ha coinvolto tutta la cultura europea e quindi anche Venezia, ma in qualche modo tocca la realtà veneziana. Tocca la realtà veneziana perché le acqueforti, le incisioni che vedrete giù appena apriamo, fanno parte un po' della storia culturale di questa città, perché sono di livello straordinario, ma queste ve le spiegherà Fara, io non mi permetterei perché mi boccerebbe subito, ma vedrete la grande qualità, ma soprattutto vedrete qualcosa che è molto veneziano per questa ragione, perché corrisponde a un momento del collezionismo veneziano da parte di una personalità molto veneziana, che è Teodoro Correr, il quale raccolse queste incisioni e poi riunite verso il 1850, nel 53 o nel 59, non ricordo, nel 59, raccolte in un libro dove sono state, secondo la tradizione, la pratica di allora, incollate, fissate. Quindi esiste in Venezia questo straordinario libro, pochissimo studiato, quasi ignorato, di livello straordinario,
di davvero straordinario per quello che c'è dentro, ma anche per la storia della cultura, non soltanto veneziana, ma per la storia della cultura sull'incisione, rimasto dimenticato. Noi si è pensato di recuperarle, di riproporle, naturalmente non tutte, c'è una selezione di una ventina, sono state prese dal libro, scollate, restaurate e poi torneranno nella loro sede originale nel libro quando avremo finito questo incontro. Questo è diciamo una scelta un po' diversa rispetto a quella, anzi decisamente diversa rispetto a quella dalla quale eravamo partiti. E devo aggiungere anche un'altra cosa proprio per questo tipo di intervento che cerchiamo di dire di carattere più lattamente culturale, ricordando anche come Venezia, proprio in ambito culturale, nei rapporti dell'esperienza di Lutero, abbia avuto un posto specifico, dal momento che le prime cose luterane pubblicate in italiano, in Italia, in latino e in Italia anche, in italiano, sono state pubblicate in Venezia. Fra l'altro, cosa divertente, il primo testo è stato pubblicato sotto il nome di Erasmo, poi subito dopo la seconda edizione è uscito, no scusate, la prima edizione è uscita addirittura col nome di Lutero, poi la seconda edizione è stata battezzata Erasmo per ragioni di sicurezza dell'editore. Ecco, un'altra cosa che ha voluto caratterizzare questa piccola mostra è stata la collaborazione tra istituzioni culturali veneziane. Venezia è piena di istituzioni culturali, ognuna marcia solitamente per conto proprio. Noi stavolta in questo impegno abbiamo pensato di fare qualcosa insieme, per cui facciamo qualcosa insieme, abbiamo fatto qualcosa insieme e ringraziamo chi ci ha dato una mano col Museo Correr che ci ha consentito il prestito e con la Fondazione Cini che ci ha prestato anche lei un libro che vedrete giù estremamente importante. Ecco, questo a me toccava dire, diciamo per ragioni quasi, non so, formali, burocratiche, ma le cose importanti, quelle per cui voi siete qua, ve le diranno Adriano Prosperi, a cui do subito la parola, e Giovanni Maria Fara, che poi vi spiegherà nello specifico la mostra. Prego. Sono molto grato all'Istituto Veneto per questa occasione di parlare di Lutero e di Dürer qui a Venezia per una ragione molto semplice. Venezia fu a lungo considerata dai luterani la porta dell'Evangelo. Venezia aveva aperto le sue porte a un Dürer ancora giovane e da Venezia partirono lettere calorose di fratelli cristiani italiani, appunto, dirette a Lutero, che rispose loro per tutti gli anni, per i primi anni 40 fino alla sua morte. E si risvegliò ancora, come è noto, la speranza di una Venezia che si poteva associare ai principi della Lega di Smalcalda, ai principi luterani, in una lotta contro Roma. Venezia, la prudenza veneziana è nota negli studi e questo non accadde. Tuttavia Venezia ospitò a lungo, segretamente, simpatie e interessi per Lutero, interessi vivi. A Venezia che circolano anche dei ritratti di Lutero e di Caterina Fombora, ma non è, per questi dati estrinseci, peraltro ben noti nella storiografia, che ha sempre trovato a Venezia radici molto forti per i movimenti di riforma e per la riflessione religiosa, che sono lieto appunto di questo omaggio veneziano, ma anche perché mi sembra estremamente interessante che si sia concentrato su Dürer, che Dürer ci apre una porta importante. Ci apre una porta importante perché Dürer cercò, come è noto, di ritrarre Lutero, ma nell'opera, tra i tanti ritratti che Lutero
ebbe, che ci descrivono anche, diciamo, fisicamente, vero, i suoi mutamenti fisici e di abbigliamento negli anni, non ci fu ritratto di Dürer. Dürer scrisse nel 1520 a Georg Spalatin, che gli aveva mandato degli scritti di Lutero. Spalatin era il segretario di Federico il Savio, l'elettore di Sassonia. Scrive a Spalatino ringraziandolo e augurandosi che Dio gli desse la possibilità di incontrare Lutero e di fargli un ritratto che doveva perpetuarne la memoria tra i cristiani, questa idea appunto del pittore che, consegnando ai posteri l'effigie del grande uomo, gli garantiva la sopravvivenza, tipica naturalmente di quest'epoca. Ma la cosa importante è la motivazione che Dürer adduceva. Voleva essere in questa maniera in grado di fare cosa grata e utile a colui che lo aveva liberato da grandi angosce. Liberato. Questa parola ci aiuta a entrare in un tema che è centrale nell'opera di Lutero e sul quale si continua a discutere da secoli, e soprattutto nel nostro tempo, fin dall'inizio del Novecento, fin dal centenario del 1917, ma ancora adesso, intorno alla libertà e al rapporto di Lutero con la libertà si discute e si discuterà ancora. Ma intanto ricordiamo appunto che la grande affezione di Dürer a Lutero si manifestò soprattutto nel 1521, quando dopo la dieta di Worms Lutero sparì dallo sguardo dei contemporanei, perché Federico il Savio, la volpe di Sassonia, nella sua astuzia aveva pensato bene di toglierlo dalla circolazione per evitare un'offesa troppo patente alla volontà di Carlo V. È vero che Federico il Savio era il principe di Lutero e nessuno poteva fare a Lutero niente se non passando attraverso il suo sovrano, però il suo sovrano era prudente. E Dürer si disperò e scrisse nel suo diario, allora era nei Paesi Bassi: dove sei Lutero? Ero convinto che l'avessero ucciso. Se Lutero è morto, chi potrà ancora, scriveva il 6 aprile, chi potrà ancora farci capire il Vangelo con così tanto grande chiarezza? Lutero lo ricambiò con un ricordo e un riconoscimento solenne quando Dürer venne a morire nel 1528 e scrisse: è giusto e naturale piangere un così eccellente uomo, ma lo si deve ritenere benedetto da Dio per essere morto in tempi così cupi. Il pessimismo di Lutero sui tempi storici, sui uomini, è ben noto, e quindi per lui quella morte era un segno di grazia divina. Però diciamo, Dürer era anche membro di questo circolo di Norimberga, di dotti umanisti, che immediatamente si associò a Lutero appena cominciarono a circolare le tesi sulle indulgenze, per la sua idea della penitenza. Egli si associò così strettamente che quando la bolla di scomunica partì da Roma per raggiungere Lutero, in quella bolla c'erano anche scritti due nomi del circolo di Norimberga, Willibald Pirkheimer e Lazarus Spengler. Ma il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è proprio questo tema della liberazione di Dürer. È un tema che aiuta noi posteri, così lontani da quei tempi e da quei sentimenti, a capire un elemento permanente della capacità di Lutero e del suo insegnamento di attrarre adesioni e simpatie. Quello che ricordiamo ancora a distanza di mezzo millennio è l'atto di apertura di un contrasto che doveva lacerare il cristianesimo europeo e diffondere nel mondo intero una nuova idea di Dio e di conseguenza una nuova percezione dell'uomo, una nuova forma di cristianesimo che nasceva dall'insegnamento paolino e nasceva da un'esperienza simile a quella della conversione di San Paolo. Sola fede, sola scrittura. Nello stile incalzante, scandito della pagina di Lutero, il suo cristianesimo parla un linguaggio ultimativo, senza alternative, ma a quella proposta si legò l'offerta di qualcosa di straordinariamente importante, qualcosa che fino ad allora non aveva trovato espressione nella cultura cristiana, la scoperta della libertà.
la libertà del cristiano. Lutero rievocò il momento in cui ne aveva avuto l'esperienza come l'attimo in cui gli sembrò di essere rinato, si vide aperta davanti la porta del paradiso, il cielo si spalanca e si vede davanti la porta del paradiso. È una confessione di un momento estatico di questo teologo estremamente puntuale e dotto nelle sue scritture, che diciamo, fa capire perché lui si firmasse allora libero e liberatore nelle sue lettere. Luterius Eleuterius trasformò il suo cognome nel termine di liberatore. Libero lui, liberatore degli altri. E questo ben prima di pubblicare quello scritto sulla libertà del cristiano, che doveva essere l'annuncio per tutti i suoi lettori di questa libertà. Una libertà che ancora oggi, come ha ricordato in uno degli ultimi numeri l'Economist, curioso, una rivista di carattere economico, ancora oggi, diciamo, se non solo la Germania luterana, ma l'intera Europa vede ridursi a vista d'occhio i fedeli cristiani dell'una e dell'altra Chiesa, questo è il giudizio dell'Economist, c'è invece una continua diffusione fuori dai nostri confini di chi ha scoperto l'esperienza di quella libertà. E viene descritto un episodio specifico della capacità di presa diciamo, delle sette luterane di tipo apostolico, che effettivamente mietono incredibili successi nelle società in cui fino ad ora era il cattolicesimo ad avere messo saldissime radici, l'America Latina, i paesi ex coloniali e così via. A noi europei tocca il compito di capire fino a che punto, da quelle premesse lontane mezzo millennio, abbia preso avvio la nostra storia dei secoli successivi, sul posto che la libertà come idea abbia avuto nel pensiero e nell'opera di Lutero, come vi dicevo, si è discusso molto tra coloro che ritengono che da questo monaco, da questo frate, in maniera del tutto da lui imprevista, imprevedibile, inimmaginabile, abbia preso l'avvio la storia delle rivoluzioni europee, questa specie di scala ascendente, ascensionale di rivoluzioni. C'è un dibattito che oppone chi, come Thomas Mann nel 1945, augurò dalla sua appartenenza alla Germania, la Germania nazista, un atto di assoluto rifiuto, ma anche da Lutero come spirito medievale assediato dal demonio, da questo medioevo tedesco che Thomas Mann ricordava ancora gravante nella sua cittadina quando era giovane. Appunto lui volle prendere distanza rifiutandolo, ma nello stesso tempo rimaneva il problema appunto della libertà. A Lutero, che insegna ai tedeschi a essere obbedienti, a essere dei sudditi, si contrappone un Lutero che ha insegnato la libertà. E questo conflitto ha trovato espressione fra l'altro in un motto celebre di Karl Marx, quando disse appunto che la libertà di Lutero era alleata ad una forma di servitù, diciamo, liberava l'uomo dalle catene del corpo mettendo in catene il cuore. Era un passaggio dalla servitù per devozione alla servitù per convinzione. Questo scandire degli opposti è un tentativo di Marx di imitare lo stile diciamo, fortemente scandito della scrittura di Lutero, che si legge già nell'espressione fondamentale in cui si manifestò la sua idea di libertà. La frase famosa con cui si apre appunto la libertà del cristiano, von der Freiheit des Christenmenschen del 1520, un titolo squillante che propose ai suoi lettori questa tesi, queste due tesi, secondo il modello appunto delle tesi del teologo. Prima tesi: un cristiano è libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. La seconda: un cristiano è un servo zelante in ogni cosa, è sottoposto ad ognuno. Con questo metodo del parlare disgiunto, dei paradoxa, fu Lutero chiamarli così, si incatenò l'attenzione e l'attesa di lettori e ascoltatori, questa volta raggiungendo una vera punta estrema del suo stile.
Si annuncia la libertà e si decreta la servitù nella stessa pagina. Il problema appunto è che cosa si debba intendere per questa libertà. Quello che apparve a tutti i suoi lettori successivi un passaggio storico importante, oltre il quale si doveva procedere, fu questa idea di libertà, un'idea ascensionale della libertà. E nella storia italiana questo fu recepito nel Novecento da persone, da figure come Piero Gobetti e Antonio Gramsci, sostenitori della necessità della libertà religiosa, di una riforma morale e intellettuale del popolo italiano. E toccò allo spirito liberale di un grande storico del diritto, Francesco Ruffini, ribadire sotto il fascismo un principio fondamentale, la libertà religiosa come prima delle libertà, come fondamento di tutte le altre. Così io concluderei queste brevissime note con cui ho cercato di rispondere a me stesso, oltre che a voi, alla domanda ma perché dobbiamo celebrare il 1517? È un pallido ricordo di qualcosa che è avvenuto e di cui ormai non ci importa più niente, oppure un anello di una catena che in qualche modo ancora continua a legarci. Io credo che se riflettiamo su questo valore della libertà, affermato al di là delle sue intenzioni, da un uomo che aveva subito una conversione religiosa improvvisa, vero? Se noi partiamo da questo dato, possiamo forse ricordarci che la storia della civiltà europea durante i secoli della sua modernità è consistita nella ricerca contraddittoria, conflittuale, più volte negata, nella ricerca della libertà, il che credo abbia anche un valore attuale in un tempo come quello in cui viviamo, che è fatto di nuove, inaudite forme di schiavitù dell'umanità. Grazie. Grazie per questa introduzione così densa e anche capace di farci meditare. E passerei la parola al collega Fara. Allora, io grazie. Da buon storico dell'arte avrei bisogno delle immagini, l'ausilio, spero che si vedano. E approfitto di questa breve pausa per ringraziare anch'io l'Istituto, naturalmente, e il Museo Correr, la Fondazione Musei Civici, la Fondazione Cini e tutte le istituzioni che hanno agevolato la mia ricerca e le persone che sono state coinvolte, naturalmente, che ho ringraziato, spero, nel catalogo. Allora, questo è il frontespizio del volume. Scusate, questa è una qualità di foto, in realtà l'ho fatta io col mio telefono cellulare, questa è l'unica che ho fatto e si vede, insomma, abbastanza. Però, allora, il volume Stampe B23, conservato presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo Correr, dal titolo Stampe tedesche e fiamminghe dei secoli XV e XVI, raccolte da Teodoro Correr ed in questo volume ordinate da Vincenzo Lazzari, 1859, contiene un numero considerevole di incisioni fino ad oggi scarsamente studiate e conosciute, in alcuni casi impressioni antiche, in altri tirature più tarde, in altri ancora copie di significato più o meno rilevante. Ad esempio in questo album, oltre agli originali, compaiono anche dai noti prototipi di Dürer, compaiono anche copie di Marcantonio Raimondi, come usava, o del giovane Johannes Wierix, che all'età di 13 e 14 anni, è ben noto, si esercitava sui bulini düreriani, facendo a sua volta dei capolavori della grafica cinquecentesca. Uno studio sistematico del volume potrà discernere compiutamente fra originali e copie, distinguendo dei primi diversi stati e varianti, grazie anche a un auspicabile restauro dei fogli, spesso controfondati,
e nella maggior parte dei casi incollati sulla carta del volume, con conseguente occultamento delle filigrane eventualmente presenti. E il restauro meritevole sovvenzionato dall'istituto ha portato alla nuova restauro condotto da Luana Franceschetti, che in questa sede ringrazio, ha portato allo scoprimento di nuove filigrane che hanno consentito quindi lo stabilire le varianti, gli stati e le varianti di alcune incisioni in mostra. Delle seconde, cioè le copie, invece si potrà stabilire con uno studio accurato la loro congruenza rispetto all'impressione originale e quindi si potrà ragionare sulle plausibili intenzioni del collezionista. Ma vediamo un po' questo album. Come si usava? Il volume si apre con una piccola galleria di ritratti. Dapprima 2 incisioni di Lucas Kilian, un incisore tedesco attivo fra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. E vedete a sinistra è raffigurato il doppio ritratto di Dürer, un bulino eseguito intorno al 1628, quindi è il primo, visto che parliamo di anniversari, quello sulla sinistra è la celebrazione, la prima celebrazione del primo anniversario della morte dell'artista, che come è noto muore nel 1528. Mostra in 2 pose Dürer, come lo vedete, una dal perduto altare Haller che si trovava a Francoforte nella chiesa dei Domenicani, e quella della destra è sbagliata la data, non è 1517 come indicato, ma sarebbe 1511, è il cosiddetto altare Landauer, che ora è uno dei capolavori del Kunsthistorisches Museum a Vienna, quindi è di una delle più importanti collezioni. Nel momento in cui Kilian incideva queste incisioni si trovavano entrambe nella straordinaria collezione radunata da Rodolfo II, che aveva fatto venire da Venezia un 100 anni, ancora un altro anniversario dopo la sua esecuzione, la pala della festa del Rosario, da cui è ritratta questa immagine invece sulla destra che avrete riconosciuto, è il famoso ritratto in controparte che sta sulla destra della pala della festa del Rosario, no? Il disegno lo fornisce Hans Rottenhammer, che è colui che poi lascia un quadro in sostituzione nella chiesa della nazione tedesca a Norimberga. Allora, quindi si può dire che è una celebrazione, quindi come si usa, nella stessa maniera, per esempio, inizia il volume di stampe nella stessa identica maniera di questo volume di Teodoro Correr barra Vincenzo Lazzari, e inizia il volume di stampe dedicato a Dürer con aggiunte di altri fogli di artisti italiani, tedeschi e olandesi, messo insieme a Milano nella seconda metà del Settecento da Venanzio de Pagave, che alla sua morte lasciò al figlio Gaudenzio, che a sua volta poi lasciò la città di Novara, dove si trova ancora oggi e dove è stato studiato da Paolo Bellini e da altri studiosi, e una recente mostra dell'album De Pagave che si inaugura naturalmente nella stessa maniera. Allora, andando avanti, allora, come vedete bene, questa è l'ultima delle mie immagini, le altre saranno buone. L'indice, come vedete, che bisogna osservare quindi che questa data del 1859 in cui Lazzari compone il volume è piuttosto avanzata nella storia della ricezione e catalogazione della grafica nordica italiana, e bisogna osservare che soprattutto, vedete, lui mette, questa è la prima pagina, ma compaiono in questo album tutti gli incisori nominati e raccolti all'interno del 7° volume dell'opera di Bartsch, pubblicata fra il 1803 e il 1821, che diventa il testo normativo per la catalogazione ottocentesca delle stampe. Quindi, diciamo, il nostro catalogatore non fa che adeguarsi a questo momento, e deriva anche l'ordinamento degli autori della scuola tedesca e fiamminga e la disposizione dei loro soggetti con un numero all'interno del volume. Quindi sono il conseguente ordinamento dei soggetti sacri, mitologici, allegorici, profani e infine i ritratti, dopo la distinzione fra tecniche calcografiche a incisione diretta e le tecniche silografiche. Questa è la grande distinzione che viene
Allora, qual è il ruolo di Lazzari in tutto ciò? Allora, Vincenzo Lazzari, terzo direttore del Museo Correr, morto nel 1859, ha un ruolo fondamentale nell'ordinamento e nella classificazione delle stampe all'interno del volume. Nella commemorazione tenuta da Niccolò Barozzi nell'Ateneo Veneto dell'aprile del 1864, lascerei perdere un po' il tono altamente elogiativo di queste classificazioni, però ho sottolineato, di queste, scusate, commemorazioni, ho sottolineato in neretto due punti per me importanti oggi. La raccolta delle stampe, da lui per così dire creata e classificata, quindi il ruolo essenziale del Lazzari ordinamento di questo volume, il fatto che lui nel 1854 si reca a Firenze, un anno essenziale nella catalogazione delle stampe, perché è l'anno in cui Antonio Ramirez di Montalvo compie il suo grande inventario generale delle stampe della Galleria degli Uffizi, che si compone di 20 volumi. Qui vedete la coperta di uno dei volumi, quello dedicato agli antichi e piccoli maestri tedeschi, ce n'è anche uno dedicato a Dürer e uno a Luca di Leida. Naturalmente la collezione degli Uffizi è una collezione di straordinaria vastità, sia dal punto di vista dei numeri sia dal punto di vista della qualità, però anche lui fornisce un modello catalografico che viene pienamente recepito, basandosi sul Bartsch, pienamente recepito da Lazzari, che proprio nel 1854 viene ricordato a Firenze. Un modello che supera il modello settecentesco. Qui vedete l'altra catalogazione delle stampe degli Uffizi, che era quella di Pelli Bencivenni alla fine del Settecento, che era un modello descrittivo quando non ci si poteva ancora basare sulla catalogazione invece a stampa del Bartsch. Un modello che era incentrato soprattutto sulla questa è la pagina dedicata a Cranach, in cui lui riesce finalmente, grazie a un libro sui monogrammisti uscito intorno al 1750, a svelare il monogramma di questo famoso incisore, che non ha avuto la stessa fortuna storiografica di Dürer, e quindi una fortuna collezionistica di conseguenza un po' più controversa. Andrei avanti e vi farei vedere questo. E le foto che ora vi faccio vedere sono tutte foto prima del restauro, quindi in mostra vedrete gli oggetti dopo il restauro, ora vedete invece le foto delle incisioni prima del restauro. Queste sono le tipiche classificazioni di Lazzari, che sono classificazioni piuttosto interessanti, no? Per esempio, nelle poche righe che vi ho trascritto, Lazzari si dimostra capace di correggere il Bartsch, che credeva erroneamente che il bulino raffigurasse Santa Genoveffa e non... Sì, non vorrei dare... Sì, forse... Grazie. E non alla penitenza del Crisostomo, facendo riferimento alla più recente letteratura a lui accessibile. Vedete il riferimento a questo articolo nella Gazette des Beaux-Arts, un articolo di Galichon che esce a più puntate sulla rivista, ed era il testo più accessibile dopo la metà dell'Ottocento sul Dürer incisore, più accessibile anche per questioni ovviamente linguistiche. E anche di stimare un possibile valore per il bulino, fa riferimento alla vendita del catalogo della collezione Posongi. E in tal modo Lazzari interpretava correttamente le principali funzioni che facevano allora capo ai conservatori delle principali raccolte di stampe, e forse mi sento il caso di dire dovrebbe essere così ancora oggi, cioè salvaguardare la raccolta aggiornando criticamente il catalogo, cercando al contempo di stimarne il valore. E finisco con due brevi per contestualizzare in un senso più ampio, anche per dare un senso al titolo un po' ambizioso che ho voluto dare a questa presentazione. Queste sono due lettere, sono lettere naturalmente di De Lazzara, scritte da Giuseppe De Lazzara al bibliotecario della Marciana, Jacopo Morelli. Sono lettere molto importanti perché sono il primo tentativo di traduzione delle famose lettere di Dürer da Venezia, che erano state pubblicate nel 1781 da Fomur nel giornale della storia dell'arte a Norimberga. Queste lettere vengono subito tradotte a Venezia, c'è un primo tentativo di traduzione proprio in cui si capisce bene che è una sintesi, questa di De Lazzara, e l'oscillazione tra traduzione integrale e trascrizione parziale diventa tema centrale in questo brano di De Lazzara,
che quindi con la sua sinossi compie consapevolmente un preciso intervento critico sul carteggio düreriano. E questo porterà di lì a poco, negli stessi anni De Lazzara raccoglie, come ci ha insegnato Previtali in quel magnifico libro che è La fortuna dei primitivi, raccoglie la sua stupenda collezione di stampe, e vi trascrivo da una lettera scritta da De Lazzara a Giovanni Maria Sasso, scritta da Padova il 4 settembre 1802, del Mantegna ne ho alcune, ma di questo celebre artefice che è il mio prediletto le vorrei aver tutte, se mai potessi riuscirvi, come son quasi riuscito per quelle di Alberto Duro, delle quali son pressoché al termine dell'intera medesima raccolta. Questo invece è l'edizione completa della traduzione curata dal Morelli, che fra le sue carte della Marciana della traduzione delle lettere, a cui poi si uniscono naturalmente le osservazioni che Morelli fa nelle sue notizie, naturalmente nel cosiddetto notizie marcatorio Michele, il cosiddetto anonimo morelliano, in cui ancora ritorna su questo tema delle lettere. Siamo qualche anno prima, insomma si può ricostruire perfettamente il carteggio fra Fomur, Morelli, De Lazzara, che poi ha portato alla traduzione delle lettere e anche alla collezione delle stampe. Vedete, c'è riferimento al catalogo del gabinetto di Monsieur Braun a Norimberga, che era all'epoca il più esteso catalogo delle incisioni düreriane nella seconda metà del Settecento. Quindi questa nota nella collezione del Cardinal Grimani è una nota essenziale, perché è l'inizio del dibattito critico ottocentesco a Venezia su Dürer. Finisco con tutto ciò si chiude in quegli anni con la pubblicazione di Antonio Neumayer e la pubblicazione del catalogo della raccolta Manfredini, che appunto anche lui è nominato nel carteggio, la raccolta di stampe. Quindi questo per creare un po' il contesto che prepara poi alla raccolta Correr, e poi ampliata e studiata criticamente da Lazzari. E le opere che velocissimamente, come abbiamo ragionato, di fronte a un materiale così eterogeneo e di fronte alla come dire, al desiderio di rispondere alla celebrazione del 1517, insomma, era un po' difficile trovare un terreno comune. Naturalmente bisognava tenere necessariamente conto dell'entità della raccolta. Mancano molti fogli celebri, mancano tutti i fogli, se posso permettermi il termine un po' sintetico, anche forse inesatto, luterani di Cranach il Vecchio, naturalmente, anche se Cranach il Vecchio è testimoniato con dei 3 bei fogli che sono esposti in mostra all'interno della raccolta. Allora, diciamo che la prima sezione della mostra, che è questa dell'Apocalisse, l'ultima sui ritratti famosi di Melantone, Alberto di Brandeburgo, cioè Federico il Savio e Erasmo, vedremo, e quelle sono, diciamo così, è il punto abbastanza più chiaramente legato con la Riforma. E naturalmente questa è l'edizione dell'Apocalisse, nell'edizione del 1511 a sinistra düreriana, e questa è la copia stampata, copia che è tutt'altro che una copia, almeno in questo foglio, stampata a Venezia da Alessandro Paganini e attribuita da Victor Massenat storicamente alla prima attività del giovane Domenico Campagnola. Naturalmente i fogli dell'Apocalisse saranno poi quelli che verranno a illustrare le Bibbie luterane e la Bibbia del Brucioli stampata a Venezia nel 1532 con riferimenti evidenti. E in mostra c'è l'esemplare della Fondazione Cini, stupendo, che proviene proprio dalla raccolta del principe d'Estling. E poi questi sono i confronti che abbiamo proposto. Dürer e Cranach nel primo momento formativo di Cranach, quando entra al servizio del Federico il Savio, e vedete in alto gli stemmi elettorali e ducali, e uno dei primi fogli datati al 1506 che risente ancora dei fuochi d'artificio in bianco e nero del primo Dürer incisore dei tempi dell'Apocalisse. Questo è un foglio di qualità molto alta, che è, come vedete, lo vedrete in mostra, che ha una bellissima filigrana negli stati censiti da Meder, tirata intorno al 1540, questo esemplare.
e quindi un foglio di eccellente qualità. E naturalmente c'è il confronto fra il primo Dürer e quello dopo il viaggio in Italia, quello del cosiddetto tono medio grafico, e ancora una volta ho riusato un'ultima scena che ha fatto tanto dibattere gli storiografi. L'abate Zani pensava che la figura che mesce il vino, che poi è l'host della taverna, secondo il raccolto evangelico, che accoglie gli apostoli, fosse un ritratto di Eco Lampadio. Naturalmente molto interessante come si formano queste identificazioni, e questo ci serviva per far vedere, come dire, il cambiamento. E poi nella raccolta ci sono conservate 4 delle 6 acquaforti incise dal maestro di Norimberga fra il 1515 e il 18. Questo è un altro foglio di eccellente qualità, la croce con i 3 monti, filigrana, è una prova di secondo stato perché contiene già le famose tracce di ruggine dovute dalle acquaforti su lastre di ferro, però è una prova di grande qualità, conservate, soprattutto il fatto che la raccolta Correre ne raccolga ben 4 di queste 6 acquaforti, naturalmente mi sembra un fatto da sottolineare, e ha consentito di restaurarle e esporle tutte. Forse la più celebre è questa, no? Il paesaggio con il cannone, il paesaggio di Reuth vicino a Bamberga, sullo sfondo uno studio di un paesaggio, no? Come è ben noto, e l'ultima delle acquaforti düreriane. E poi chiude la sezione con il celebre ritratto di Melantone, no? In cui come ha insegnato Preimesberger, l'insistenza nella scritta sulla presunta incapacità düreriana di rappresentare la mente viene immediatamente smentita dal lato, dalla preeminenza assoluta che viene data alla mente di Melantone nel ritratto düreriano di profilo, di cui esiste al Museo Order di Firenze il disegno preparatorio in controparte. Si chiude con dei fogli di Hieronymus Hopfer che naturalmente attingono a un'altra tradizione iconografica, le medaglie bronze di Erasmo con l'emblema del Terminus, ma si confrontano in maniera dialettica con i potenti originali düreriani. E chiuderei questa chiacchierata proprio per rendere conto anche della qualità un po', diciamo così, diversa, e lo vedete bene nel Melantone e anche nel foglio di Erasmo, sono studiati nel cataloghino, che sono impressioni più tarde naturalmente, ma chiuderei con un'osservazione che leggevo l'altro giorno, un libro molto bello del primo conservatore del neonato Dipartimento delle Stampe del Metropolitan, William Ivins, che scrisse questo libro per la Harvard University Press nel 1927, Prints and Books. Questo si intitola, è una serie di piccoli informali ricordi di questo primo conservatore del gabinetto delle stampe del Metropolitan, fondato nel dicembre del 1916. Riferendosi a Dürer dice: la sua grandezza non risiede nelle impressioni senza prezzo e senza eguali, conservate nel Metropolitan Museum o in qualsiasi altra collezione, ma nelle migliaia e migliaia di impressioni mediocri, di copie, di riproduzioni di cui il mondo è pieno, che significano come egli viva e si muova nella mente degli uomini e non giaccia perduto, inscatolato, destinato all'ispezione privata di pochi. Bene, mi sembra che l'Istituto Veneto abbia tolto dalle scatole queste incisioni e le abbia lasciate allo sguardo di molti e non all'ispezione privata di pochi. Grazie. Bene, a questo punto possiamo scendere e vedere le cose in mostra. Tanto grazie a tutti per essere venuti, poi qualche ringraziamento ulteriore lo faremo anche giù. Grazie.